segnare una continuità, quindi niente, una cosina, proprio un ricordino, niente di speciale. Siamo noi che firmiamo l'atto, che insomma che è una cosa che credo che sia l'atto per continuare, facciamo le tappe. Sotto a tutti, hai una versione in lingua italiana, in fiscale, articolo 7, come lo si face per modificare un regolamento. Dunque, per rapporto al suo regolamento, la versione francese, dunque un libro di un documento assai buono. E un articolo dà a presidenza di consulta di funzione di presidenti. Articolo 5 a sede e convocazione dunque di consulta. È uno strumento agile che ci consente di operare, che mi sembra programmato della costruzione della consulta, le modalità di convocazione, presidenza, nomina di vicepresidenti, sostituzione per impossibilità del presidente, nel senso di riconoscere le lingue che possono essere utilizzate con tutte le accezioni che vengono utilizzate in Sardegna, quindi in senso lato. Credo che anche su questo non ci siano grossi problemi, quindi se non ci sono osservazioni. Prego. Allora, un aspetto simbolico, politico forte, poi ci ha messo in conformità di ciò che è stato passato, che il corso italiano, francese può essere usato in delle varietà, ci hanno permesso di il corso usato il francese e l'italiano e il Consiglio che ha misure necessarie per valorizzare l'uso in quadro di suo lavoro, perché deve essere una relazione che conviene a tutti. Era mondiale del semi-risera, ma di noi rappresentava un gruppo Corsica Libera in Cagliari, dunque abbastanza pubblico. Se deve fare un emendamento formale. Che ne pensate? Sì, se stiamo approvando il regolamento potremmo anche acquisirlo noi adesso direttamente, mettere in votazione il regolamento. Semplicemente specifica che le lingue che vengono usate, che vengono valorizzate, inteso per tutte le accezioni. Ok, quindi se non ci sono osservazioni, almeno per quanto l'emendamento orale viene così, allora lo vuoi votare? Gruppi di assemblea di Corsica. Quindi possiamo utilizzare una forma di lingua ufficiale, le lingue utilizzate per espressione possono essere utilizzate e valorizzate hanno problemi con la freccia? no, Ho capito bene io. Obrigado assai. Per Tomasi ha fatto l'emendamento di modo globale, la da legge e poi dopo voteremo montare. In corso le lingue di espressione del Consiglio permanente del corso usato sono il corso usato in francese, le lingue di espressione del Consiglio permanente del corso usato sono le corso usato del français et l'italien, le conseil Lasciamo stare così. qua mi pare che abbiamo riportato almeno. Ok, quindi se non ci sono problemi possiamo. Alziamo la mano. Favorevole. Non vi dai, no? Niente. Boh. Ci sono due rapporti dopo il regolamento.
Dunque c'è un rapporto non Grazie. Quindi c'è che esistono già tra le università della Corsica e di Sardegna. È un atto che è stato fortemente voluto dalle prime discussioni che abbiamo fatto, perché noi abbiamo individuato proprio nella cultura, nella crescita, nella formazione della nuova classe dirigente, tutti tra dipartimenti o direttamente tra atenei che utilizzano anche dei canali di finanziamento europeo per la ricerca e per la formazione e vogliono formalizzare in qualche maniera, questo è il senso della presenza oggi, un po' di giri strani, però li ringrazio perché noi riteniamo che sia un momento molto importante. Sostanzialmente, al di là di una formale conferma, quelle che portano naturalmente a sviluppare e a rafforzare questi rapporti. C'è maggiore dei precedenti incontri anche informali di rafforzare la possibilità di crescita dei rapporti e di scambio tra gli studenti e tra i ricercatori, quindi utilizzando tutti gli strumenti, compreso Erasmus, questo tipo di esperienze. Sostanzialmente il quadro quindi è legato ad una riaffermazione dell'importanza delle forme di permanenti che poi vanno definite, perché poi c'è necessità anche di consultare con i rettori per capire esattamente quali sono gli interventi che poi le assemblee possono fare per sostenere questo tipo di percorsi. Io ricordo che oggi ho cercato di compensare mettendo risorse proprie per evitare un collasso delle università o una limitazione delle proprie funzioni, però è un percorso che va fatto, va sostenuto e credo che all'interno di questo discorso un po' di giri strani, però li ringrazio perché noi riteniamo che sia un momento molto importante. Sostanzialmente, al di là di una formale conferma, un po' di giri strani, però li ringrazio perché noi riteniamo che sia un momento molto importante. Sostanzialmente, al di là di una formale conferma, quelle che portano naturalmente a sviluppare e a rafforzare questi rapporti, quelle che portano naturalmente a sviluppare e a rafforzare questi rapporti. C'è maggiore dei precedenti incontri anche informali di rafforzare la possibilità di crescita dei rapporti e di scambio tra gli studenti e tra i ricercatori, quindi utilizzando tutti gli strumenti, compreso Erasmus, questo tipo di esperienze. Sostanzialmente il quadro quindi è legato ad una riaffermazione dell'importanza delle forme di permanenti che poi vanno definite, perché poi c'è necessità anche di